di Bertinoro, provincia di Forlì Cesena. Torneo delle regioni 2025 in campo per la terza giornata del girone D della categoria Under 19 Veneto contro Friuli. Veneto in completo, completamente granata, che attaccherà dalla sinistra e destra dai vostri teleschermi. Friuli in tenuta completamente blu. Le due squadre, ricordiamo che ieri la seconda giornata è stata sospesa, quindi il quadrangolare si deciderà quest'oggi. Passano le prime classificate di ogni girone più le migliori seconde. Veneto che arriva a questa partita dopo la vittoria in goleada per 9-2 sulla Liguria di venerdì. Sugli scudi Guariento, autore di una tripletta, Grisciai e Garbuio, autori entrambi di una doppietta, a segno anche Yermakov e Catani. Friuli che invece è uscito sconfitto di misura contro l'Umbria per 3-2 al termine di una partita tiratissimi. Per i friulani non sono bastati le reti di Avitabile e Zarri. Classifica del girone D che vede quindi Veneto e Umbria comandare a quota 3 punti. Veneto che vuole puntare dritto alla qualificazione come prima in classifica, ora ha una migliore differenza rete nel cospetto dell'Umbria, che però se la dovrà vedere con la Liguria, che ha già un piede diciamo nella fossa. Friuli che rimane aggrappato al torneo con l'unica possibilità di qualificarsi tra le migliori secondi è quella di battere il forte Veneto. Squadre già schierate in campo, si procederà con il minuto di silenzio. Calcio d'inizio che sarà affidato al Veneto. Formazione del Veneto, quintetto in campo Mister Marini, schiera Lucai tra i pali, Pagan, Guariento, Tomasin e Grisciai. Risponde il Friuli con Saro tra i pali. Vediamo in campo il numero 8 Sestili, il numero 2 Avitabile, il numero 4 Di Giusto, il capitano, e Zarri. Subito conclusione del Veneto dal calcio d'inizio. Saro è attento e devia in rete. Corner dalla destra. Palla scaricata dietro, gran botta di Grisciai, risponde Saro. Veneto che fa subito la voce grossa fin dai primi minuti e mette in chiaro che vuole essere padrone della partita e vuole trovare subito la rete del vantaggio. Rimessa laterale dell'out di destra, affidata a Pagan che appoggia ancora per Grisciai. Gran tiro, risponde presente Saro. Avanza con il Veneto, Guariento scambia con Pagan, palla Tomasin, rimessa laterale. Ancora Tomasin, giostra sulla destra per Pagan. Pagan prova a puntare l'uomo, va via bene sulla destra, alto bel gioco di prestigio, ma è costretto a arretrare, chiude bene il Friuli. Guariento, autore di una tripletta nella prima partita, sicuramente osservato speciale dalla difesa friuliana. Ancora Pagan che prova un gioco di prestigio col pallone, non gli riesce.
ottiene comunque la rimessa laterale. Attento il Friuli, soprattutto sugli esterni. Non concedono mai lo sbocco centrale verso il pivot Grisciai. C'è sempre un raddoppio, vediamo. Interviene a fermare tutto il numero 10 Zarri del Friuli, che riesce solo a spazzare però. Ancora Veneto in possesso del pallone e Friuli pronto a difendere. Capitan Di Giusto va in pressione, ora sbaglia il tempo. Pagan prova a metterla per la corrente. Guariento in aria, non arriva sul pallone, palla sul fondo. Rinvio di Saro, lancio lungo per Capitan Di Giusto che non ci arriva. Palla che finisce nelle mani del portiere veneto Lucai. Guariento per Pagan. I due scambiano, ma la rimessa è del Friuli. Battuta in modo frettoloso, la palla carambola nelle mani di Lucai che fa ripartire il Veneto. Il copione della gara sembra abbastanza scritto fin dai primi minuti, siamo ora al secondo di gioco, con il Veneto che farà possesso e il Friuli che proverà a far male in ripartenza. Guariento, abile, salta il primo avversario, però si va a incuneare in mezzo a tre. Riparte il Friuli, il capitano Di Giusto, servito ottimamente da Sestili, solo contro davanti Lucai. Lucai esce e respinge la conclusione del capitano friulano. Friuli ora in avanti, conquista un calcio d'angolo, lo batterà Zarri, lob alto, attenzione, era buona l'occasione per Sestili che però cicca la conclusione malamente. Era solo, poteva sicuramente far meglio. Scambio tra Pagan e Guariento, ancora il Friuli a riuscire a chiudere, ma Avitabile sbaglia l'uscita, rimessa laterale per il Veneto. Proteste friulane parlavano di una deviazione. Tomasin Pagani, imbucata per Grisciai, non gli era stata ancora concessa. Il capitano Veneto prova a girarsi, tiro in scivolata, fuori, nessun problema per Saro che rilancia ora lungo. Troppo in fretta e troppo impreciso il rilancio del numero 12 friulano. Palla di nuovo al Veneto. Pagan sbaglia tutto, ingannato dalla presenza dell'arbitro. Occasione per Sestili di imbastire un'azione. Palla da Avitabile, il lancio del numero 10 friulano Zarri. Viene intercettato dal portiere Lucai che prova anche a ripartire. Conclusione da metà campo alta. Attenzione, bello il lancio di Sestili per Capitan Di Giusto. Palla nel mezzo, ma il Veneto a recuperare. Di Giusto ancora in pressione, abilissimo. Cava, sfida tra capitani. Di Giusto sradica il pallone dai piedi di Grisciai, il quale è costretto a stenderlo. Arriva anche il primo giallo della partita per il capitano veneto Grisciai e punizione interessantissima per il Friuli. Sul pallone Sestili che ora parla col suo capitano. Vediamo se arriveranno a una conclusione diretta o decideranno per uno schema. La rincorsa di Sestili sembra abbastanza lunga, si pensa a una conclusione. Parla ancora con Di Giusto e arrivano anche indicazioni dalla panchina. Vedremo cosa succede. Intanto Lucai sta sistemando la sua barriera. Conclusione nel 7, quarto minuto di gioco. Sestili porta avanti il Friuli. Una bomba da posizione centrale su punizione, palla nel 7, Lucai non può nulla, Friuli in vantaggio, la rete di Sestili. Folto pubblico del Veneto, tutte le altre formazioni femminili e under 17 e under 15 sono qui a sostenere l'under 19 di Mister Marini. E ora stanno provando a urlare per far rialzare la testa al leone ferito che è il Veneto in questo momento. In campo per il Friuli il numero 10
Zarri in posizione da pivot in questo momento. Si gira, conclusione Morata, rimessa laterale per il Veneto. Ricomincia il fraseggio tra i soliti noti, Tomasin, Pagan e Guariento, che ora sta operando sul versante opposto di sinistra. Scambia con Pagan, spalla alla porta. Pagan prova a girarsi, scarica per Tomasin, ma capisce tutto Zarri e fa ripartire il Friuli. Conclusione improvvisa, il capitano tapping di Di Giusto, 2 volte Lucai, dicono no al raddoppio per il Friuli. È un Friuli che se gli lasci qualche metro sa fa il male. Il Veneto forse si è specchiato troppo nei primi minuti e ora ha rischiato di capitolare addirittura per la seconda volta. Di Giusto sta combattendo come un leone contro Tomasino, uno scontro veramente interessante, quello tra il numero 9 Granata e il capitano del Friuli. Ricomincia il frasetto, Tomasin trova l'imbucata per Grisciai che è costretto a allargarsi, ma arriva Sestili, l'autore del gol, sporca il pallone, guadagna anche la rimessa dal fondo. Nervosismo in Veneto. Lancio perfetto, attenzione, arriva il raddoppio, Sestili, il lancio col goniometro di Zarri dalla propria tre quarti. Sestili sopra tutti, dalla destra, tiro di controbalzo, Lucai non può nulla, al quinto minuto il Friuli raddoppia, 2-0, time out per Marini, il Veneto non ci sta capendo assolutamente nulla. Approfittiamo del time out per ricordarvi l'appuntamento di questa sera alle ore 20 sul canale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti, il TDR Show condotto dal mitico Lorenzo Poliselli. Per voi approfondimenti, immagini e i gol più belli della giornata. Sicuramente anche le emozioni di questa partita saranno raccontate. (15 minuti e 13 secondi alla fine della prima frazione, gli arbitri fischiano, è finito il tempo concesso per il time out e le squadre tornano sul rettangolo di gioco. Ultimi consigli degli allenatori. In campo Garbuglio per il Veneto che scarica per Grisciai, ci prova a metà campo, tiro alto di poco. Primo cambio del Veneto, per ora in 3 ancora in campo fin dal primo minuto il portiere Guariento e Grisciai, i mattatori della scorsa partita, e l'ultimo Tomasin. L'unico cambio per ora è stato l'uscita di Pagane e l'ingresso di Garbuglio, anche lui autore di una doppietta nella prima partita. Vediamo se questo innesto darà forze nuove al Veneto. Ci prova proprio Garbuglio, tiro sporcato, sarà rimessa del fondo per il Friuli. Sestili scambia con Avitabile che va in profondità, Sestili ci prova, ora rischia ma si salva sul pressing di Garbuglio. Sestili scambia con Zarri, palla per Di Giusto che riesce a girarsi in un fazzoletto in mezzo a 3, cade, gli arbitri non abboccano, non era assolutamente fallo, ci ha provato Di Giusto, ci sta. Palla per Zarri, ciuolata all'indietro per nessuno, la palla è il Veneto, zona di campo occupata solo da maglia granata. Rimane comunque in pressione il Friuli che non si spaventa, va a pressare alto il Veneto vedendo le difficoltà che sta attraversando la squadra di Marini. Ora un altro cambio per il Veneto, fuori Tomasin, dentro il numero 4 Catani. Di Giusto, tiro rimpallato da Catani, Grisciai va via, Di Giusto con tutto il corpo, gli si attacca su, gli si aggrappa. Il direttore di gara Marchica si avvicina a lui, sembra stare il giallo, per ora è solo richiamo, ha rischiato grosso il capitano friulano. Ricordiamo la terna arbitrare, Marchica di Bologna, Majorana di Faenza ad arbitrare, al cronometro il signor Abramo, sempre della sezione di Bologna. Punizione dalle tre quarti.
Si allontanano tutti, rimane solo il capitano Grishai. Ha già dimostrato di avere una gran potenza, vediamo se concluderà direttamente in porta. E così è, palla sporcata da Saro, decisiva la sua deviazione, palla in corner. Palla dietro per Garbuio. Garbuio prova a dare un uomo, attenzione. Rotazione di palla. Si prova anche Guariento, palla sporcata, ma ancora il numero 8. Tutto solo Sestili, solo contro Lucai, occasionissima, spreca l'occasione della terza rete, questa volta poteva far sicuramente meglio. È comunque corner per il Friuli, palla buttata nel mezzo, nulla da fare, si riprenderà con una rimessa per il Veneto. Partita bellissima qui alla palestra di via Colombarone a Bertinoro. Garbuio cerca il varco per il suo capitano, la palla viene sporcata, sarà corner in favore del Veneto. Gli arbitri innanzi no, Marchi che aveva sbagliato, è stato addirittura lo sportivissimo portiere Saro del Friuli a dire che era corner. Gran gesto di sportività del ragazzo friulano. Grishai suggerisce per Catani sull'auto di destra, sta agendo il no è entrato, palla in fallo laterale, è stato ancora Sestili a fermare l'azione veneta. Pochissimi cambi anche nel Friuli, è entrato solo ora in campo del quintetto iniziale, rispetto al quintetto iniziale Gasci al posto del capitano. Sestili prova a inventare qualcosa, siamo a metà fra un tiro e un lancio, nulla da fare, palla sul fondo. Lucai ora cerca direttamente il suo capitano, palla al suo collega dall'altra parte che fa subito ripartire Sestili che agisce sull'out di sinistra. Sestili puntata pericolosissimo, più che un tiro era un tentativo di servire Gasci sul secondo palo. Giostra bene la difesa del Veneto. Attenzione, buona l'imbucata su Grishai. Grishai può adagiare, usa anche le mani, tutta potenza, nulla da fare. Palla in corner. Si lamenta Catani che aveva seguito l'azione, voleva forse che il compagno gli chiudesse il triangolo. Corner dalla destra. A battere è stato il neoentrato Dariol che ha servito Catani, tiro rimpallato, ancora corner, palla alta. Grishai, l'unico del Veneto che ancora non è stato cambiato. Catani scambia con Garbuio, è ancora un Sestili stratosferico, per distacco il migliore in campo di questi 8 minuti. Attenzione alla pressione del Friuli, Veneto che non riesce a uscire rischiando molto, ma ora il lancio direttamente per Grishai, non riesce a girarsi, palla persa, palla sul fondo per il Friuli. Sestili dal basso questa volta, sulla parallela ha servito Zarri. Palla persa, l'alto lancio lungo da parte di Lucai. Veneto che non riesce in questa fase di gioco a imbastire un'azione dal basso per provare a mettere in difficoltà la difesa friulana. 12:08 al termine della prima frazione. Sestili ancora libero, uno. Veneto che su questa fascia sta soffrendo tantissimo, questa volta è stato avitabile sul lancio di Sestili, avere l'occasione tutto libero sull'out di sinistra, sbaglia lo stop, poteva essere una potenziale occasione da rete. Mister Marini dovrà sicuramente rivedere quel lato del campo perché la squadra sta avendo grandi difficoltà. Squillo di Grishai che riesce a liberarsi al tiro, puntata centrale su cui risponde Saro in 2 tempi. Break di Garbuio che recupera palla a metà campo, in mezzo a 3, prova a liberare Grishai, non ce la fa, è Sestili che lotta come un leone su quel pallone e lo difende. La pressione alta di Garbuio, bellissimo duello fra questi 2 ragazzi, ma Sestili cosa fa? Va via, scarico sbagliato su Grishai, fallo di Gasci, ci sta tutto, arriva anche il giallo, è il primo fallo di Gasci, forse qui il signor Majorana
poteva anche aspettare un attimo per la munizione, ci sembra, seppur il fallo è stato netto e diretto, forse un po' frettoloso. Situazione falli, 2 falli per il Friuli, 1 per il Veneto. 0-2 parziale, ricordiamo, qui al Pala Colombarone di Bertinoro. Il mattatore della partita finora Sestili, autore di una doppietta. Punizione affidata a Guariento che scarica per Garbuio, palla fuori. Veneto che poteva e doveva gestire meglio questa occasione. Si riparte con rimessa dal fondo per il Friuli. Sestili si è spostato a giocare vertice basso di destra della difesa friulana. Giocatore che era partito giocando laterale alto, di spinta, e aveva trovato la doppietta, a dimostrazione che è un elemento imprescindibile per la squadra di mister Della Negra. Attenzione, buona azione di Gasci che si disimpegna nella tre quarti veneta. Veneto che comunque riesce a respingere con Dariol. Lancio di Sestili, interviene di testa Catani, palla in fallo laterale, sarà Garbuio, batte veloce, vuole subito riprendere l'azione. Dariol da dietro, scarico per Catani, palla ancora Garbuio. Non ci sono spazi, Catani, attenzione, rischia il Veneto sul raddoppio del Friuli, preso nella morta tra Zraidi e Gasci. Garbuio ha rischiato molto. Veneto che scambia ancora sulla propria tre quarti, ben lontano dalla zona di Saro, che sta dormendo sogni tranquilli in questa fase di gara. Ma il futsal è uno sport che può cambiare da un momento all'altro. Ci prova Catani, conclusione respinta. Rimessa laterale in zona d'attacco. Esce per la prima volta nella sua partita il capitano del Veneto, Grisciai. Dentro il numero 11, De Pizzol. Corner affidato a Dariol. Indietro per Garbuio, bello il dribbling, si libera al tiro, raso terra, pericolosissimo, fa la barba al palo. Saro è andato giù bene, ma non sappiamo se la palla era in porta, se ci sarebbe potuto arrivare. Il Pirro è partito veramente bene. Zarri, tornato in campo intanto il capitano Di Giusto, agito nella prima fase di gara da pivot, ora lo vediamo impegnato da ultimo uomo, grande utilità per gli uomini di mister Della Negra. Di Giusto prova il lancio per il pivot Zraidi. Ancora una conclusione del Veneto. Dariol ci ha provato dalla distanza. Potrebbe questa essere una soluzione per il Veneto per tornare in partita. Attenzione, gioco sul pivot di Sestili che si è appoggiato a Zradi, che però non è riuscito a mantenere il possesso della palla. Friuli che deve ripartire da dietro, da Giusto, prova la palla alta, sempre sul pivot, spinto in maniera abbastanza evidente da Catani, gli arbitri non intervengono. Ora lancio sul pivot opposto, dove De Pizzol fa la guerra con De Giusto, e a ripartire, indovinate che è Sestili, scatenato, il numero 8 friulano. Impegna Lucai che para, ancora Sestili, forcing del Friuli, prende il fallo, no, gli arbitri lasciano correre, sembrava evidente la spinta sul numero 8 friulano che forse si è lasciato cadere con troppa evidenza e gli arbitri hanno optato per lasciar correre. Dariol e Garbuio, trama in orizzontale innocua, e poi una volta il momento di verticalizzare, nulla da fare, palla sul fondo. Time out per il Friuli. Secondo break di questa prima frazione, mancano 8 minuti e 38 secondi alla fine del tempo. Ricordiamo il parziale, Friuli in vantaggio per 2-0, la doppietta di Sestili nei primi 5 minuti. Situazioni falli ancora lontane entrambe le squadre dal bonus, 2 falli per il Friuli, 1 solo per il Veneto.
Fischia il cronometrista Abramo della sezione di Bologna, termina il minuto di break. I due allenatori sono ancora impegnati a dare indicazioni ai propri ragazzi che a breve saranno costretti a tornare in campo. La rimessa dal fondo sarà per il Friuli. Rientra l'artiglieria anche nelle file del Veneto, tornato il campo Guariento, autore di una tripletta nella prima partita, ricordiamo. Il lancio è sul pivot, su Zraidi, che riesce a difendere un pallone e ottenere una rimessa laterale che batterà il suo capitano Di Giusto, che carica per Sestili, che ci prova dalla distanza. Al piede caldo il ragazzo, fa bene a provarci. Azione comunque fuori, il Friuli si può rimettere a posto e il Veneto riparte. Guariento scambia con Garbuio, ancora Guariento, prova l'imbucata su De Pistol. Garbuio Guariento, trama in orizzontale, Friuli chiuso benissimo, non lascia spazi. Il centro mai la giocata semplice sul pivot, le uniche palle che il Veneto può giocare sul pivot sono quelle in parallela. L'unica cosa che è stata una scelta chiara qui di mister Della Negra, di non lasciare l'imbucata centrale. In effetti il Veneto ha due pivot, Grisciai e De Pistol, di una fisicità importante, che sanno fare il loro mestiere, sarebbero d'appoggio per i compagni. Le due squadre sembrano conoscerci bene, forse anche la vicinanza geografica aiuta questo. Ripartenza ora di Dariol, ci prova, tiro non preciso, palla contro il muro. Il Friuli non ha fretta. Sestili scambia con Zarri. Zarri prova il lancio sbagliato. Palla nelle mani di Lucai che fa ripartire Dariol. Dariol per De Pistol. Palla combattuta. Batti e ribatti. Riparte il Friuli. No, perde palla ancora. Brutto errore del numero 11. Zraidi, che però rimedia salvando tutto con una scivolata sul tentativo di Dariol, che ora scarica per Garbuio. Conclusione di Guariento. Numero 8 Veneto ha ricevuto palla in una frazione di secondo, si è coordinato, tiro alto di poco. Saro prova il lancio, è tornato in posizione di pivot Capitan Di Giusto. Tornato in campo Avitabile al posto di Zraidi per il Friuli. Avitabile si è messo come laterale, Sestili centrale, Capitan Di Giusto è andato in posizione di pivot. Pubblico Veneto prova a risvegliare l'ardore nei propri ragazzi. Tanto nel Veneto è tornato in campo Pagan, che ora scampa con Guariento, due dei giocatori sicuramente più tecnici della formazione di mister Marini. Guariento sbaglia l'imbucata e attenzione perché Di Giusto non si fa pregare, prova subito il tiro. Pagan devia in rimessa laterale, però Friuli che guadagna campo. Zarri per Sestili. Sestili prova a liberare il tiro e l'imbucata per Di Giusto alla fine, che non riesce a mettere giù, ma dà pressione a Guariento che è costretto a spazzare. E riparte così il Friuli. Alta palla sopra, sempre dal versante destro sul sinistro. Questa volta De Pistol disinnesca l'azione del Friuli. Un'azione con lo scarico da quella parte sulla destra, con lancio sulla sinistra, che per ora ha fatto veramente male al Veneto. E da lì è venuto anche il raddoppio di Sestili, ricordiamo. Rimessa laterale affidata a Sestili che serve il suo capitano, non la trattiene. Garbuio ha preso il comando della difesa, non era partito in quintetto, è in campo ora da tanti minuti e sembra gestire bene dietro. Dà sicuramente una buona, ottimo anche qui il suo intervento, infatti nei confronti di Di Giusto. Duro ma riteniamo pulito, secondo noi non c'era fallo, è a terra comunque il capitano Di Giusto. 5,50 alla fine della prima frazione. Sicuramente un colpo Di Giusto l'ha ricevuto, ma riteniamo che l'azione difensiva di Garbuio sia stato
regolare e lo scontro è stata solo una dinamica di gioco. Rimessa avvitabile per Sestili. Sestili ci prova, è inutile, il ragazzo non si fa pregare. Personalità. De Pistol sporca il pallone che arriva a Pagan, che si fa disarzonare la palla da Di Giusto. Che partita Di Giusto! È il più piccolo di tutti, ma si fa valere in mezzo a tre. Qui forse c'era il fallo. L'arbitro farà proseguire. Riparte il Veneto. Pagan prova una serie di firze, ma è costretto a scaricare su Guariento. Guariento si libera il tiro dalla tre quarti. Questa volta Saro era battuto. La palla colpisce il palo attraverso lo specchio della porta ed esce. Guariento da quando è rientrato dal nulla ha tirato fuori due conclusioni veramente pericolose. La prima alta di poco, la seconda un rasoterra fulmineo. È il palo. Ancora Guariento ha preso fiducia. Scambia con Pagan. I due si cercano e si trovano spesso, ma Pagan perde palla e indovinate chi la recupera? Di Giusto, che lancia avvitabile. Guariento in fase difensiva. Ruba palla, ma la rimessa è del Friuli. Avvitabile per Sestili, indietro per Avvitabile ancora, tiro sporcato, finisce tra le mani di Lucai che fa ripartire Guariento. Di Giusto per Sestili sull'auto di destra, prova a servire il compagno Zarri dalla parte opposta, chiude bene Garbuio, il suo onnesto dietro, diciamo che ha sistemato un po' i guai per mister Marini, ha dato sicuramente più equilibrio difensivo al Veneto che nei primi minuti è capitolato ben due volte. Garbuio va via, chiuso da Sestili, riparte Di Giusto, ma chi ritorna? Ancora lui, Garbuio. Grande impatto sulla partita. E in effetti mister Marini non lo cava da circa 12 minuti. Pagan aspetta troppo, serve Guariento che perde palla. Sestili per Di Giusto, scusate, Zarri per Di Giusto. Il ritorno di Guariento a sporcare la conclusione del capitano friulano. Veneto che ora sta affrettando, rischiando le giocate, ma il Friuli le riesce a sporcare tutte. Dentro di nuovo Gasci al posto di Giusto. Il lancio, e qui attenzione, azione 3 contro 2. Pagan può tirare, non serve i compagni, tiro ribattuto da, indovinate chi? Sestili, è ovunque. Un muro. Era una gotta occasione questa per il Veneto, che aveva sorpreso il Friuli, sbilanciato in avanti. Pagan non ha sicuramente sfruttato bene l'occasione. Di nuovo dentro Tomasin nelle file del Veneto e il capitano Grisciai. Fermato da Avvitabile. Sestili lancia Gasci, nulla da fare, palla fuori. Rimessa per il Veneto. Pagan per Guariento. Guariento ci prova sull'out sinistro, gioca a piedi invertito per liberare, attenzione, scambio con Grisciari in auto, con Guariento. Respinta, c'è un giocatore a terra del Friuli. L'azione continua, Sestili avanza, attenzione, libera Zarri, il tiro superato Lucai. Palla fuori di Zarri. Nel frattempo Avvitabile si è rialzato. Occasionissima per il Friuli per fare il terzo gol. Qui Zarri forse nello stop ha sprecato l'occasione, la palla gli è rimasta troppo sotto, ha dovuto concludere come poteva sull'uscita di Lucai. Palla fuori di un nulla. 2:25 alla fine. Veneto che prova il forcing. Bello scambio, Guariento. Bella giocata per Grisciai. La palla per Guariento sul secondo palo. Esce Sora e salva tutto Saro, scusate. Salva su Guariento in area. Guariento che prova a liberarsi al limite. Spazza Avvitabile.
Fallo laterale in zona d'attacco per il Veneto, che ora ci crede. 2-0-5 alla fine. Sarebbe importante per i ragazzi di Mister Marini trovare la rete. Pagan sfonda sulla destra, conclusione fulminea. Saro è strepitoso. Gran riflesso del portierino friulano, che riesce a alzare la palla, che poi termina in fallo laterale. Tiro di Pagan dal nulla, in una frazione di secondo si è coordinato. Sistide sembrava aver sbagliato, ma recupera palla, butta centralmente, missile. Sarebbero stati guai per Lucai se la palla era in porta, per fortuna su è fuori. Rilancio subito per Grisciai, Veneto che ci prova. Garbuglio guadagna una rimessa laterale. Pagan, ma Avitabile gli sporca il pallone, no scusate Gasci. Palla per Lucai che fa ripartire l'azione. Tomasin per Pagan. La palla passa ma è lunga. Spazza Avitabile. Ancora Lucai. 1:13 sul cronometro. Bello lo scambio. Tomasin centralmente incursione dopo il triangolo con Grisciai. Palla deviata in calcio d'angolo. Grisciai indietro per Garbuglio. Non è più uscito. Tiro sporcato. Sarà ancora corner? Sì, gli arbitri decidono per il corner. 57 secondi. Capitan Grisciai chiede a Pagan di andare a battere. Probabilmente vuole andare alla conclusione. Magari un gioco a due qui con Garbuglio che finterà il tiro, no? Si sposta nel mezzo. Palla infatti per Grisciai, reso terra, nulla da fare. Prova a ripartire, Avitabile, attenzione per Zarri, solo contro Lucai che esce, però anticipa tutto. Garbuglio per Pagan che si accentra. Garbuglio, suolata per Pagan. Avitabile chiude. Palla dietro per Lucai che prova direttamente. Trova il petto di Grisciai che però non riesce ad addomesticare il pallone. Sarà rimessa laterale per il Friuli. 27 secondi sul cronometro da giocare. Palla lunga per Zarri che non ci arriva. Disturbato da Garbuglio. Incredibile la partita del numero 2 del Veneto. Pagan prova a frasseggiare. Garbuglio ora che in fase di propensione offensiva. Ora è coperto da Tomasin e può lasciarsi qualche licenza in più anche in avanti, ma i secondi sul cronometro sono solo 10. La palla è in mano del Friuli che potrebbe gestire fino alla fine, così ci prova infatti. Palla per Avitabile, pressato da Grisciai, è costretto a sparare all'alta. Ultimi 4 secondi, è rimessa laterale affidata a Tomasin che dovrà calciare lungo. Palla per Lucai che calcerà un secondo, sirena. Termina così la prima frazione di gioco qui alla palestra polivalente di Bertinoro. Il Friuli avanti 2-0 sul Veneto. Le reti tutte nei primi 5 minuti di gioco. La doppietta di Sestili. L'appuntamento, signori, tra 10 minuti per il secondo tempo.
posto qua, Simo. Se vuoi aprire, torniamo in diretta per il secondo tempo dalla palestra di Via Colombarone di Bertinoro, provincia di Forlì. In scena per la categoria Under 19 la rappresentativa friulana contro quella del Veneto, partita che deciderà chi tra le due compagini potrà andarsi a giocare le speranze di qualificazione al turno successivo. Friuli avanti per 2-0 dopo i primi 20 minuti, la doppietta di Sestili nei primi 5 minuti. Calcio d'inizio di questa ripresa affidato al capitano friulano Di Giusto. Signor Marchica è pronto a fischiare? Ultime sistemazioni, c'è qualcosa ancora che non torna al direttore? Problema al campo sembra risolto, forse si è pronti per iniziare questa ripresa. Fischia signor Marchica, si parte Di Giusto, subito, suggerisce per Sestili, conclusione alle stelle, si lamenta Sestili, la palla sicuramente poteva essere servita meglio. Riparte il Veneto, Tomasin per Garbuio, utilizzato ora da laterale. Dall'altra parte invece impiegato Guariento, servito ora. Garbuio. Tomasin. Garbuio ancora. Palla dentro per Grisciai che mette giù, si gira. Prova a servire Guariento. Nulla, palla non passa. Alimenta l'azione Tomasin che la mette intelligentemente di punta nel mezzo. Spazza via Vitabile. A evitare danni maggiori. Rimessa laterale in zona offensiva per il Veneto. Tomasin serve Garbuio, conclusione deviata. Si guardano i direttori di gara, sarà rimesso dal fondo? Non c'è stata deviazione quindi. Tiro di Garbuio, abbastanza largo, lontano dai pari di Saro. Saro che ora provvede al rilancio, serve il suo capitano Di Giusto, palla che si allunga, riparte il Veneto, Grisciai all'occasione, attenzione, Grisciai in due tempi, riesce a concludere. Para a terra Saro, che ora rilancia subito per Di Giusto. Palla recapitata invece tra le mani di Lucai che fa ripartire i suoi. Attenzione Guariento nell'1 contro 2, i due numeri 8 contro. Sestili lo ferma. Guariento, ora indietro per Tomasin che prova la conclusione. Era partito bene il tiro, alto comunque. Sarà rimessa dal fondo per la squadra di mister Della Negra, che ora è imposta con Zarri, capitano Di Giusto. Ancora Zarri. Prova l'imbucata, troppo forte per Avitabile che non riesce a controllare. Può ripartire il Veneto. Tomasin per Guariento. Guariento scambia con Garbuio. Grisciai fa la guerra da pivot. Si riesce a girare bene. Conclusione. Raso terra. Saro dice no. Chiude lo specchio. Forse è la prima volta della partita in cui Grisciai riesce nell'intento e alimenta anche la cosa, ma arriva il gol. E chi se non lui, Garbuio, il migliore in campo del Veneto. 1,30 passato. Garbuio trova il rasoterra al secondo minuto che riapre la partita. Gol meritatissimo per il numero 2 del Veneto. Per distacco il migliore in campo dei suoi. E ora il folto pubblico a seguito dei Leoni Veneti si è acceso.
Lucai fa ripartire. Tomasin. Garbuio. Guariento. Tomasin ancora. Guariento. Il lancio fuori misura. Può ripartire il Friuli. Momento difficile. Vediamo ora come la squadra di Nella Negra reagirà. Dopo il doppio vantaggio aveva preso fiducia. Ora questo gol può cambiare l'inerzia della gara. Al cospetto soprattutto di un avversario del calibro del Veneto, storicamente una delle sezioni giovanili più floride dell'intero territorio nazionale. Avitabile, Sestile che cerca ancora Avitabile, è Garbuio a sporcare il pallone, è Tomasina ad alimentare l'azione. Grisciai guadagna una rimessa laterale sulla tre quarti offensiva, se ne occuperà Tomasin. Terzo minuto di gioco nella ripresa. Tomasin, Guariento, Garbuio. Bella giocata in due tempi, palla per Grisciai, respinge comunque Avitabile. Buona partita anche di Avitabile dietro, una sicurezza per il Friuli. Guariento scambia con Garbuio, parla per Tomasin. Guariento ancora, prova a puntare, va via sull'out di destra, palla nel mezzo, nessuno segue sul secondo palo. Grisciai era fermo al limite dell'area, sarebbe stato più opportuno una palla indietro. Lancio per Di Giusto, sbilanciato da una spinta, palla tra le mani di Lucai che fa ripartire i suoi. Tomasin scambia con Garbuio, Tomasin, Garbuio, Guariento si è spostato, va via sull'auto di sinistra, palla in mezzo per Grisciai, ha l'occasionissima, e che parata signori ha fatto Saro, che parata ha fatto con la mano di richiamo, un vero e proprio miracolo. Quarto minuto, l'azione più bella del match del Veneto, il miracolo di Saro, ha detto no a Capitan Grisciai. Il Veneto ora ci crede, il forcing è costante. Garbuio scambia con Tomasin, ma capitano, attenzione! Attenzione, Capitan Di Giusto aveva sporcato il pallone, Sestili si era avventato. Chiude però in ritorno Tomasin, apprezzabile il suo impegno in questa gara. Guariento ancora, prova a incunearsi in mezzo a tre per Tomasin che gli restituisce palla sporcata. Sarà fallo laterale in zona offensiva per il Veneto. Tomasin, Garbuio. Friuli, bravissimo Di Giusto, cava la palla dai piedi di Garbuio. Incredibile, Sestili che si accentra. Prova la conclusione, larga. Momento difficile sicuramente per il Friuli che si aggrappa al suo capitano Di Giusto, Sestili in giornata di grazia. Veneto che ora crede nella rimonta. 15 minuti e 40 secondi da giocare in questa ripresa. 15 minuti e 43 secondi sicuramente da non perdere, signori. Sestili lancia lungo per Di Giusto. Zari lavora, ma è Grisciai che pulisce il pallone, fa ripartire Guariento il tiro. Questa volta facile la parata di Saro che si trova il pallone tra le braccia. Ancora Veneto con Guariento. Sta agendo ora sull'out di sinistra in modo da rientrare sul destro, cosa già successa nella prima frazione. Attenzione Garbuio, aveva messo una palla incredibile per Guariento. Buona l'uscita di Saro su Guariento, provvidenziale, partitone del portiere del Friuli, assolutamente. Guariento per Grisciai, la mette giù di petto. Grisciai trattenuto, ma niente, Sestili riparte, Sestili, attenzione, allarga per Zari, si incarta sul pallone.
chiude la formazione veneta, arriva anche il raddoppio, Zarri perde palla. Ha perso quel tempo di gioco dove poteva duettare con Sestili. Nulla di fatto. Si riparte col Veneto nella propria tre quarti. Tomasin per Garbuio, scambia con Guariento, è pronto intanto all'ingresso in campo Pagan, vediamo chi uscirà, palla su Grisciai, può girarsi, gran destro di poco alto sulla traversa, questa volta Saro non poteva nulla. Grisciai sta prendendo le misure da Avitabile, si sta girando con continuità, questa potrà essere una costante di questa ripresa, è un'arma in più per mister Marini. Se si sveglia il capitano, sono guai per tutti, l'hanno già dimostrato nella prima partita con una doppietta contro la Liguria. Sestili sbaglia il rilancio, Tomasi in punta centralmente, ma è ancora Sestili a rimediare al suo errore. Ora è Guariento che alimenta l'azione offensiva. Palla fuori, si salva il Friuli. Di giusto. È rientrato, fallo di mano abbastanza netto, ravvisato dal signor Majorana di Faenza. È rientrato nelle file del Friuli il pivot Traidi, si è guadagnato questa punizione che ora andrà a battere Sestili. Vicino alla zona tira anche il capitano Di Giusto, ma crediamo che lascerà la conclusione diretta in porta al numero 8, autore della doppietta. Ed è una tripletta ora! Ed è una tripletta! Settimo minuto dal nullo, Sestili nel momento più difficile della sua squadra. Si guadagnano un calcio di punizione e lo trasforma, probabilmente, e non è peccato dirlo, un errore di posizionamento della barriera. Il tiro giro è stato potente, preciso, ma la palla si è inseccata. Friuli che è riuscito così al settimo minuto con Sestili a ristabilire il doppio vantaggio. Veneto che è in campo ora con Pagan, Dariol e Catani. Forze fresche per mister Marini. In campo è rimasto il solo Grisciai del quintetto con cui è partito nel primo tempo. Attenzione Di Giusto. Sestili lo aveva liberato al limite dell'area. Ha perso forse un tempo di gioco nello stop. Conclusione fuori, si salva il Veneto. Catani, Pagan prova il filtrante per Dariol, forse un po' troppo pretenzioso. Chiude comunque bene Traidi. Dariol per Pagan che imbuca per Grisciai. Grisciai si gira in un fazzoletto e indovinate chi la chiude. Ancora lui, Saro, incredibile. È uscito urlando in faccia a Grisciai che è il doppio di lui. Non ha paura di niente questo ragazzo. Strepitoso. Se il Friuli è ancora in vantaggio di 2 reti, il merito è soprattutto il suo. Veneto che ora sta compiendo lo sforzo più grosso, quello di provare a rimontare. E questo terzo gol di Sestili è stato sicuramente una mazzata. Catania ha concluso, palla rimpallata, sarà ancora fallo laterale. Gioco a 2 ancora con Dariol come precedente, anzi no, scarica dall'altra parte per Pagan che prova a imbucare su Grisciai, ma è Di Giusto che gli dà pressione. Pagan è in difficoltà, è costretto a girarsi, si disimpegna comunque bene con l'aiuto di Lucai che però è costretto a spazzare. Di Giusto, Sestili, raddoppiato nella morsa tra Dariol e Grisciai, rimessa per il Veneto. Catani, Pagan, Dariol, 1-2 con Pagan. Dariol prova in mezzo per Grisciai, si salva il Friuli che ora riparte con Sestili, sempre lui, ovunque lui. Fa ammonire anche Dariol. Incredibile questo ragazzo, da una situazione di difficoltà per la sua squadra. È ripartito, si è guadagnato un fallo. Ossigeno puro per il Friuli.
punizione che andrà a calciare proprio lui quando mancano 12 minuti e 18 secondi alla fine di questa bellissima partita. Questa volta la conclusione è alta. Fa bene Sestili a prevarci, oggi ha dimostrato di avere un piede caldissimo e ogni occasione la deve sfruttare per massimizzare. In campo anche Pan per il Veneto, poco utilizzato nella prima frazione. Per così Sestili va via, costringe l'uscita fuori aria di Lucai che spazza. Catani, Pan, Deriol e Grisciai, ora i 4 uomini di movimento a disposizione in campo, messi da mister Marini. Dall'altra parte i soliti noti ormai, Sestili, Avitabile, Capitan Di Giusto con sicuramente un vantaggio maggiore in questa ripresa, non è ancora sceso, e il pivot Zraidi, entrato da pochi minuti. Di Giusto, prova per Zraidi, palla troppo alta. Lucai rilancia subito su Grisciai che mette giù di petto, c'è il raddoppio di Capitan Di Giusto, forse ci stava anche il fallo, sicuramente un gesto involontario di Grisciai, però ha colpito al viso, prosegue il Veneto, Grisciai, salta anche Saro, scusate, le proteste del Friuli, Di Giusto a terra, colpito al volto, involontariamente si è calato da Grisciai, ma il contatto al volto c'è stato, il Veneto ha deciso di proseguire. Grisciai ha seminato il panico in aria, ha saltato anche Saro, ma poi è stato chiuso in corner. Si rialza il Capitan Di Giusto, non è niente. Ci sta la tensione quando siamo a metà del secondo tempo, quasi alla metà, 11:37 sul cronometro alla fine. Punteggio col Friuli avanti, 3-1 sul Veneto. Il Veneto sta provando, gettando il cuore oltre l'ostacolo, a rimontare questa partita. Ci sta un po' di nervosismo. Dariol prova la conclusione, murato da Zraidi. Pan, serve Catani, spinto da Sestili contro la scrivania. Per fortuna Catani non si è fatto nulla, che le scrivanie sono un po' pericolose vicino al campo. Sestili ha mosso l'anca, si è sbilanciato Catani, gesto sicuramente volontario ma non sicuramente cattivo. Per fortuna Catani non si è fatto nulla, quelle scrivanie sicuramente non è il suo posto. Non c'è nemmeno lo spazio per battere la rimessa laterale, guardate. Poi ci lamentiamo se i ragazzi si fanno male. Calcio di punizione sembra. Batte Pan, sì. 2 falli a 1. 2 falli commessi dal Veneto, 1 del Friuli. Ricordiamo, ancora lontane entrambe le squadre dal bonus. Riparte Catani che imbuca bene per Grisciai, che scarica per Pan la corrente, che però si incarta e viene chiuso, indovinate da chi se non da Sestili. Spazza via Zraidi. Veneto costretto a ripartire da Lucai. Catani, Dariol, prova da lontano, deviazione di Avitabile che stava per spiazzare Saro. Il velo, Grisciai si sposta la palla, gli si aggrappa addosso con tutto quello che ha di giusto, è la metà di lui, con gli artigli il capitano del Friuli, per evitare a Grisciai di calzare, al limite della regolarità diciamo. Ma ci piace vedere la foga, l'entusiasmo, lo spirito che questi giovanissimi ragazzi ci stanno mettendo. Lancio per Di Giusto. È rientrato Garbuio, ha ritirato la riga, non c'è fallo. Garbuio si guadagna e batte la rimessa laterale per Catani, che è lui che imposta. Pan prova ad andare via sulla destra, nulla da fare. Ancora Sestili, ancora lui, questa volta tira Pan contro la scrivania. Fallo sicuramente meno evidente di quello precedente, ma il secondo episodio simile nel giro di pochi minuti. Il direttore di gara
Non poteva che estrarre il cartellino giallo, ci troviamo d'accordo con il signor Marchica di Bologna. Ma ripetiamo che quella scrivania va spostata prima che qualcuno si faccia male. Riprende il gioco, pan per Catani, Garbuio, prova l'imbucata ma sbaglia Garbuio, Zarri palleggia ma butta via il pallone, rimessa laterale che la batterà Pan, 10-12 secondi alla fine della cosa. Garbuio, Catani prova un filtrante, non si capisce bene per chi, non si è capito con Pan, chiede scusa, Catani, parla per Saro. Anzi no, batterà Sestili la rimessa laterale. Catani anticipa, Zarri e riparte. 3 contro 2, posizione centrale, opta per il tiro. Fuori di poco. Saro sembrava comunque poter arrivare sulla conclusione. Era già come un felino balzato su quel palo. Sestili per il Friuli, ci prova da casa sua. Eravamo ai confini con la Slovenia, signora, ma Sestili oggi è in giornata. Ci prova da tutte le parti. Rimessa laterale per il Friuli. Sestili prova a puntare. Fermato da Garbuio. Che scontro tra i due giocatori, sicuramente migliori in campo, uno da una parte, uno dall'altra. Garbuio ci prova, niente da fare. Palla del Friuli. Tanto nelle file del Veneto è rientrato Guariento. Mister Marini gli ha dato qualche minuto di riposo e ora mette su di nuovo l'artiglieria pesante. Catani Garbuio, Catani gioca da ultimo con Garbuio e Guariento sugli esterni. Neanche meno a dirlo, davanti c'è Grishai che in questo secondo tempo non è ancora sceso. Nel primo tempo si era alternato qualche minuto con De Pistol. Grishal che comunque nel secondo tempo è stato sicuramente più incisivo in quel ruolo, creando diversi pericoli e servendo ai compagni grotte occasioni. Sestili lancia, Garbuio di testa, la mette fuori. Doppio campo, esce proprio adesso Grishai, non ne poteva più. Anche lui ha bisogno di rifiatare, entra Pagan. Non c'è il pivot puro in questo momento, è Pagan che va a occupare quella situazione. Brutto rilancio di Lukai che regala la palla al Friuli. Ma anche Zarri non vuole essere da meno, sbaglia uno stop, chiama il time out il Veneto. 8 minuti e 57 secondi sul cronometro, Friuli avanti per 3-1. Dopo il 2-0 con cui si è terminata la prima frazione è arrivato primo al secondo minuto la rete di Garbuio che ha riaperto i giochi, poi al settimo minuto la rete del 3-1 di Sestili, la sua tripletta personale direttamente da calcio di punizione che vale il doppio vantaggio che il Friuli sta difendendo con 8 minuti e 57 secondi sul cronometro ancora da giocare. Ricordiamo che le emozioni di questa partita e di tutte le altre giocate in questa giornata dove si decidevano i quadrangolari le potrete rivivere alle ore 20 in diretta con il nostro Lorenzo Poliselli che condurrà TDR Show in onda sul canale YouTube della divisione in diretta a partire dalle ore 20. Domani mattina ricordiamo invece in campo i triangolari per l'ultima giornata che decideranno le ultime qualificate ai quarti di finale. Riparte il Veneto, rientrato Tomasin, Guariento, Garbuio, Pagan, questo è il quintetto. Tomasin sbaglia ma rimedia. Scusate, Guariento aveva sbagliato e poi ha servito Tomasin, attenzione, colpo di testa di Zarri, non si fa sorprendere Lukai. Tomasin, Garbuio, Pagan, guadagna un corner, sempre il raddoppio da parte di Avitabile che va sempre in soccorso dei suoi laterali, in questo caso Zarri appena può. Ora poi si è liberato dalla marcatura fissa costante, dalla presenza di Grisha in mezzo all'area di rigore
e può essere d'aiuto ai compagni. Ora buona rotazione di palla del Veneto che arriva sul fondo, Guariento la mette nel mezzo, salva tutto Saro che alza in corner. Pagan era appostato sul secondo palo, poteva intervenire su questo pallone. Calcio di punizione d'angolo, indietro per Tomasin. Guariento prova il dribble, ma Zarri riesce a sradicargli il pallone e spazzare via. Ancora Veneto, Guariento. Tomasin. Scambia con Garbuio, ora con Guariento. Bella giocata, non è fallo per il direttore di gara, sembrava abbastanza evidente l'ostruzione di Zarri. Non sicuramente un fallo cattivo. Ha ostacolato, bella giocata di Guariento. Controllo dalla distanza, disinnescata da Lucai, riparte. Il Veneto, il lancio di Garbuio. Un filo troppo alto per Guariento, rimessa laterale Friuli. Non c'è un attimo di sosta. Sestili, bel dribbling, poi atterrato. Forse arriva un po' tardi la fischiata di Majorana. Se avrebbe fischiato subito si sarebbe risparmiato gli insulti dei tifosi veneti. Fallo che ci poteva stare, sicuramente Majorana ha aspettato troppo a fischiarlo. Il pubblico veneto si è scaldato e gliene ha detti di tutti i colori. A 7 minuti e 30 secondi dalla fine può starci tutto nei limiti. Friuli che getta via il pallone e Veneto che può ripartire. Friuli che abbozza altro che abbozza, impressione alta del Friuli in questo momento. Ma lungo linea in parallela per Pagan che scambia. Ma Sestili riparte e quando riparte Sestili è una sentenza. Errorazzo di Garbuio, il primo della partita per lui e mi dispiace col cuore sottolinearlo perché il giocatore aveva fatto una partita eccezionale. Perde palla, Sestili si invola sulla destra, diagonale potente, Lucai non è perfetto, si fa scappare il pallone che rotola in rete per il 4-1 al 13° minuto. Sestili, poker per lui. E ora per il Veneto è dura, e ora il Friuli ci crede, ancora Sestili, puntata con tutte le energie che ha rimasto. Alta, è pronto Pagan con la maglia da quinto di movimento, sarà lui ad alternarsi tra i pali del Veneto con Lucai, le proverà tutte mister Marini. Attenzione, è tornato in campo Grisciai a fare la guerra in aria, si guadagna un calcio d'angolo, il capitano dei Leoni, palla per Garbuio, Garbuio ci prova ma è ancora lì Sestili, ancora lui, il raddoppio in aiuto al compagno Sraidi. Radica il pallone Garbuio e si prende l'ennesimo fallo, il quarto fallo del Veneto. Questo ragazzo non è sceso un minuto, siamo convinti che si tornerebbe anche a casa di corsa questa sera. MVP assoluto della partita. Comincia a essere tanti anche gli errori del Veneto, ora quella palla è pesante, il morale è sotto i piedi. Cercano di affrettare le giocate. Grisciai cerca di mettere un po' d'ordine, gioca di sponda. Garbuio, dentro per Grisciai che fa la guerra, tiene lì il pallone, cerca un appoggio, lo scarico è per Tomasin che alimenta. Garbuio prova a dare ritmo, da qui qua Guariento, la giocata è sempre la stessa, il laterale che viene dentro il campo e scarica dall'altra parte. Il Friuli questo l'ha capito bene, chiude il varco, ma ora l'imbucata per Grisciai, si gira e risponde presente Saro che spaccata mette in corner. Tomasin da casa sua su Sraidi che respinge, rimessa laterale in zona d'attacco, 6-0-4 alla fine. Riparte il Friuli, riparte. Zarri perde palla, non sfrutta bene l'occasione. Guariento per Grisciai che allarga subito per Garbuio che scambia ancora con Grisciai. È buona questa volta l'azione, ma chi riparte? È lui, è Sestili, è Sestili, è Sestili! Signori, Sestili! 5 gol per lui. Una sentenza per il Veneto, signori. Recupera palla sulla sua tre quarti, si fa tutto il campo.
Giocatori del Veneto in ginocchio al cospetto di questo ragazzo. Ho finito le parole, signori. Ancora lui, 15° di gioco, Sestili. Il Veneto ha il dovere di provarci fino alla fine, gioca col quinto, è entrato Pagan. Primo possesso sprecato, palla fuori, 5:26 sul cronometro, rientra Lucai tra i pali. Sestili che punta, qui deve anche ragionare, ma è talmente in trance che non ci capisce più nulla nemmeno lui. Saro rilancia sul capitano che guadagna il fallo di Giusto. Molto, Tomasin protesta. Sembrava un duello corretto tra i due. Di Giusto, di astuzia, si è lasciato cadere e guadagnato il fallo. Ci sembrava pulito l'intervento di Tomasin. Punizione dal limite e Sestili in campo. Se fossi nei tifosi del Veneto tremerei. E soprattutto non mi metterei in barriera. 5:09 da giocare. Barriera 3. Non c'è neanche la scalata. Palla deviata, palo, base del palo per Sestili. Questa volta era dura passare la barriera, è rimasto immobile, si doveva aprire. Batte il conio di Tullio per Zarri. Mancino, tiro di Mancino di prima, impatta male il pallone che rotola sul fondo. Rimessa per Lucai, Pagan è pronto a rientrare in campo. Il Molise non dà pressione, può effettuare il cambio, cavare il portiere, il Veneto. Difende 3-1 il Friuli con il laterale che si abbassa in un 2-2 quando viene dentro il portiere. Circolazione di palla per ora pulita ma senza forzature. Le dimensioni del campo sicuramente non è larghissimo, non aiutano questo tipo di giocata. Ora si arriva sul fondo per Garbuio che riesce a scaricare per Tomasin. Buona circolazione, buon tiro provato da Tomasin. Nulla da fare però. Non c'è il tempo per effettuare il cambio, rimane Pagan in porta che ora può far ripartire, ma il Molise non dà pressione, quindi si possono permettere questo tipo di giocata. Riparte Tomasin, 4:20 sul cronometro, corre veloce il cronometro con il quinto di movimento sicuramente. Questo non gioca a favore del Veneto che è sotto di 4 reti. Garbuio, Tomasin, Pagan. Non ci sono varchi, ora sul fondo per Grishai, costretto ad andare indietro per Tomasin, ancora Garbuio, Pagan, circolazione veloce ma gli spazi sono stretti, le maglie veramente stretti, è costretto Guariento a provarci da posizione impossibile, prende l'esterno del palo. Suonata, forse un time out chiamato dal Friuli, sì. Mister Della Negra chiama raduni i suoi. Una vera e propria impresa quella del Friuli. Non accreditato sicuramente dei pronostici della vigilia. È riuscito a 3 minuti e 50 dalla fine ad essere avanti per 5 reti e 1. Un risultato che se l'Umbria non farà punti, scusate, se l'Umbria batterà la Liguria concederà ai friulani di conquistare il secondo posto con una discreta differenza reti che potrebbe valere il ripescaggio alla fase successiva, ma ci sono ancora 3 minuti e 50 secondi di gioco. Torniamo in diretta, squadre pronte a entrare in campo, suona ora la sirena che è finito il minuto, si carica il Friuli, vede l'impresa vicina, 3 minuti e 50, ma di fronte al Veneto, quindi guai ad abbassare la guardia, torna tra i pali Lucai, il possesso è del Friuli, opportuna la scelta di Marini, non rischiare troppo con Pagani in porta, rilancio di Saro, sbagliato,
subito il quinto. Friuli che ora però pressa alto, non vuole far uscire col quinto il Veneto, però Grisciai lavora bene un pallone per Guariento, diagonale, Saro risponde presente. Ora sono a 5, Garbuio la fa girare, Guariento, Tomasin, Garbuio. Bisognerebbe provare a inserire un uomo tra le linee ora, Guariento ci prova, si fa vedere, bisognerebbe provare a cambiare tattica. Continuano con i laterali alta, palla per Pagan, nessuno nel mezzo, è costretto a cercare il secondo palo, tira da casa sua Sestili, che per questione di centimetri non trova la sesta rete, che sarebbe stata anche la sua sesta rete personale. Sbaglia Garbuio, rimessa laterale per il Friuli, Sestili batte, è tornato Lucai in porta, si appoggia su Zacri che si gira, riesce anche a concludere, para Lucai che rilascia il posto a Pagan. 2,56 alla fine. Ultimi minuti di sofferenza per il Friuli prima di esplodere di gioia per questa meritata vittoria. Ma il Veneto, squadra di grande tradizione, vuole onorare fino in fondo la maglia granata che è imposta. Questi ragazzi stanno tenendo alta la testa anche in questo momento di difficoltà e fino alla fine ci stanno provando. Griscia, il capitano, Tomasin, Garbuio, Pagan, buona circolazione, nessuno nel mezzo, Pagan libera il tiro, Guariento, un controbalzo bellissimo d'esterno, non inquadra lo specchio per questioni di centimetri. Saro si appoggia su Zacri, lavoro sporco ora per il pivot del Friuli. Sestili anche da terra ci prova, ma riparte il Veneto. Grisciai, puntata, respinge Avitabile, alto baluardo difensivo del Friuli, che addirittura guadagna la rimessa, 2-14 da giocare, 5-1 per il Friuli. E attenzione, incredibile gol, 6-1, Sestili da casa sua lancia per l'inserimento di Zarri che di testa in aria anticipa tutti. Game, set, match, 6-1, 2 minuti da giocare. Ultimi minuti di gioco, ultimi 2 minuti saranno questi per il Veneto di questo torneo delle regioni, che a sorpresa viene eliminato dal Friuli, che invece dovrà aspettare i risultati di domani per sapere se sarà qualificato o meno alla fase successiva. Pagan, indietro per Garbuio. Tomasin, Pagan tra le linee, vedi che scambiano a 5, sicuramente se l'avessero provato da prima avrebbero sicuramente messo più in difficoltà la difesa friulana. Si sono un po' intestarditi nel giocare sulla parallela, con i giocatori negli angoli, senza nessuno tra le linee, e forse hanno fatto il gioco del Friuli che si è chiuso molto bene, ha rischiato poco e nulla e ha saputo colpire. Conclusione di Guariento, ancora Saro, questa volta non esaltante, più fortunata la sua parata, ma anche questa volta il portierino friulano non si è fatto superare. Ancora Pagan, tra le linee sta dando fastidio. Potrebbe essere un rammarico questo per il Veneto, che sotto di 3 reti, quella poteva, con 6 minuti da giocare, aveva tutto il tempo di poter provare a ribaltarlo. Ultimo giro di lancette, signori. Il Veneto, con orgoglio, con caparbietà, ci vuole provare fino all'ultimo. Ma il traguardo per il Friuli è più che vicino, è ancora Zarri, ancora di testa, va addirittura vicino alla 7ª rete. Tomasin per Guariento, Garbuio per 30 minuti dei 40, sicuramente uno dei migliori in campo, poi anche lui è calato al cospetto di questo Friuli. Ora un'occasionissima con Tomasin che ha trovato Pagan libero sul secondo palo, tiro di prima che ha sfiorato il palo opposto.
Rimessa laterale per il Veneto, 27 secondi da giocare. Per il Friuli la festa è sempre più vicina. Pagan fino alla fine ci prova il Veneto, vuole onorare questo torneo delle regioni. Guariento, dopo i 3 gol della partita, oggi le ha provate tutte ma non è stato fortunato. Ultimi 10 secondi, riparte Pagan per Guariento che si accenta, libera il destro, non è fortunato neanche questa volta, addirittura attenzione, Zarri, sulla sirena, la rete del 7-1, porta vuota, una punizione fin troppo pesante per questo Veneto, ma la festa ora è tutta del Friuli, una vittoria forse inaspettata, ma non per chi ha creduto sempre in questi ragazzi che al cospetto dell'Umbra si sono arresi per sole 3-2 e oggi al cospetto della molto più blasonato Veneto hanno compiuto una vera propria impresa vincendo per 7-1. Gol della bandiera del Veneto firmato da Garbuio, il migliore del 6. Uomo di copertina Sestili, rivedrete sicuramente i suoi 6 gioielli questa sera in diretta su TMR Show condotto da Lorenzo Poliselli alle ore 20 su questo canale YouTube. Attenzione, cosa è successo? Manca un secondo da giocare, incredibile. Ero già alle conclusioni, i saluti signori, ma i direttori di gara, nonostante il 7-1, vogliono far giocare l'ultimo secondo. Questa forse se la potevano risparmiare, ma non cambia nulla. 6 stili, 6 gol per lui, 5 gol per lui, scusate, e 2 di Zarri nel finale. Regalano al Friuli una vittoria meritatissima. Da Fabri Davide, qui in diretta da Bertinoro, un caro saluto di una buona serata e continuate a seguire questo splendido torneo delle regioni. Buonasera a tutti.